Amici bellini, manco il tempo di svegliarsi, che dobbiamo parlare delle parole di Spalletti, perché ha dato degli spunti molto interessanti, e dato che poi uno lo troverà eccetera eccetera, ma li dovete ascoltare al doppio della velocità, facciamo un riassuntone perché ci sono novità importanti. Il video che ho postato stamattina praticamente è invecchiato subito. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Emanuello 1919 NDC, e quindi non dopo Cristo, non saprei. Iscrivetevi al canale, che cosa state aspettando? È importante, lo sapete, Saverio Solito alla fine ve lo dice, perché poi uno deve raggiungere degli obiettivi. Ma senza indugio, sulle bollette, non giocate le bollette. Parliamo delle parole di Spalletti, spero di non dimenticare niente. Se c'è sta qualcosa che mi sono dimenticato, facile, appena sveglio, voi me lo direte nei commenti. Allora, le parole di Spalletti, si chiede la rivalità è una di quelle cose che fanno bene al calcio, sono le partite importanti che hanno questo sfondo anche romantico, no? Non è una partita come tutte le altre, e quindi ci siamo. E poi si parla dei nazionali, che rappresentano un problema, ad onor del vero, non solo per il Napoli, ma per tutte le squadre forti, che hanno giustamente questo imbarazzo di giocatori che tornano dalle nazionali, che devono viaggiare. Insomma, fa anche un passaggio specifico su Koulibaly, che dice nel ritorno lui torna direttamente, senza passare da casa, torna direttamente per incontrare i compagni. Insomma, è un problema, e sarebbe ed è un peccato poi andare a teatro e non vedere gli attori principali, e quindi si parla sempre dello spettacolo del calcio, e mette sempre i tifosi al centro del conquibus vero e proprio. Insomma, si fa questo mestiere dei calciatori per offrire uno spettacolo dignitoso ai tifosi alla fine, e quindi mi piace molto le parole di Spalletti, così. Allegri da scudetto, c'è un passaggio dove gli fanno una domanda, Allegri dice il Napoli è da scudetto, e lui secondo me o non l'ha capita bene la domanda, insomma risponde tutto sulla Juve, dice loro sono abituati a giocare lo scudetto, quindi fa bene a dire così. È come se avesse scavalcato la domanda. Forse questa me la dovete spiegare voi nei commenti, sto ancora un po' dormendo, ma vabbè. Quindi dice Allegri ha ragione, ma non credo che ha ragione nel considerare il Napoli da scudetto, ha ragione a considerare loro stessi da scudetto. Comunque non vuole partecipare al giochino proposto dal bravo Giordano, dice se uno vincesse con la Juve si rilascerebbe molto dietro, così dice non voglio partecipare a questo giochino. Le fatiche delle nazionali, ma c'è la speranza, ecco, la speranza poi di recuperare anche qualcuno, di portare in panchina. Spalletti, io poi non voglio né atteggiarmi né niente, ma ha confermato tantissime delle cose che abbiamo detto in questi giorni. La presenza probabilmente con un massaggio, magari recuperi uno Zielinski in panchina, Lobotka non sta bene, ma c'è questa speranza, e quindi credo si riferisca proprio a Zielinski. Lo spessore dei grandi, quando si riferisce ovviamente alla rosa, insiste sempre sulla questione della rosa, vuol dire che si affrontano queste partite in emergenza, ma se tu sei grande superi le difficoltà anche con lo spessore della rosa, e quindi è una richiesta, è un messaggio che lancia alle famose seconde linee, che devono dimostrare di essere forti, altrettanto forti come i titolari, per poi overcome le difficoltà di una partita del genere. Una partita gustosa, sarà una partita gustosa, ci dà tanti titoli Spalletti come sempre. Frank, il titolo assoluto è Frank sarà titolare perché è pronto, lo dice proprio, e parla di caratteristiche uniche che il Napoli non ha, insomma non ha mediani con le caratteristiche di Frank, e poi sottolinea la personalità, spende parole simili a quelle spese per Koulibaly, dice nel momento in cui entra, quelle poche parole che subito ha detto a me e ai compagni sono delle cose impossibili, delle cose molto, perché impossibili? Proprio impossibili no, perché voglio essere veloce, quindi volano parole in curva in italiano. No, è un personaggio di spessore, e insiste e continua a citare Giuntoli, lo cita ad ogni conferenza. Giuntoli è stato bravo a trovarlo. È uno svantaggio
ci dice Spalletti, trovare una Juve arrabbiata che ha steccato le prime partite, e fa il parallelo con il Genoa che dopo aver sbagliato fondamentalmente la prima partita con l'Inter cambia completamente atteggiamento contro di noi, i rumori, cambia l'atteggiamento del Genoa e quindi ci dobbiamo aspettare un atteggiamento diverso da parte della Juve. Frank gioca, Frank è pronto, Frank gioca titolare, lo dice proprio tranquillamente. Ipotizza anche la possibilità che la Juve si schieri a 3 con Bonucci, De Ligt e Chiellini, questo poi lo vedremo, e quindi il Napoli ha previsto questa possibilità e dice Spalletti noi siamo pronti poi ad affrontare l'avversario in qualsiasi modo poi si schiererà, noi saremo pronti, non saremo sorpresi da una diversa scelta tattica a livello di modulo da parte di Allegri. Poi fuori onda Mertens e Gulam ci dice che si stanno allenando, non verranno però in panchina, dopodiché un pezzettino di K2, un pezzettino di Koulibaly in tutti i giocatori ci farebbe salire di livello in maniera impressionante. Bella anche questo passaggio. Che cosa devono avere i giocatori di spessore, i giocatori importanti? Corri, contrasta e fai la giocata, dopodiché dopo la giocata corri e vai in contrasto ancora. È sempre il tema di Spalletti, dove dice i giocatori devono mettere dentro quella scatola, la famosa scatola di ogni giocatore, un po' di tutto. Non basta solo il talento, non bastano i rumori, bisogna oh non me lo fanno fare. Non basta il talento, bisogna correre, bisogna metterci sacrificio, tutto eccetera eccetera. A 2 si può giocare a 2, c'è la domanda sul modulo. Sì, si può giocare a 2 ovviamente, e qua dice proprio le parole che vi ho detto io, ragazzi, proprio le parole che vi ho detto io. Nel momento in cui si gioca a 3 è perché Lobotka ha delle caratteristiche, Demme lo può fare come vertice basso, nel momento in cui non c'è cambia il vertice, magari uno dei centrocampisti va sotto la punta e quindi il vertice del triangolo è sopra invece che sotto. Non volevo fare il gesto sessuale, ma comunque, e quindi Anghissà e Fabian che si alternano un pochino in regia. Non credo uno proprio che va in regia e l'altro che diventa mezzala, ma dovrebbero alternarsi. Se l'ho beccata veramente vi iscrivete al canale così. Dopodiché passaggio con Italia Mail, Spalletti Sarri, sei carina, quindi non ti voglio rispondere perché Italia Mail insomma dice noi segniamo da un numero incredibile di partite, loro subiscono gol da un numero incredibile di partite, Spalletti non ci sta e dice così dai all'avversario un vantaggio psicologico per overcome questa cosa, sempre overcome perché non ho il termine in italiano pronto alle 7 del mattino, e quindi sei carina, non ti voglio rispondere, anzi ti rispondo per aiutarti poi nelle prossime domande, come Sarri, sei carina, invece si riferiva, se non sbaglio, a Titti in Prota. Per arrivare allo spallettismo, dice quanto manca per avere l'idea di Spalletti, per vedere più roba spallettiana in questa squadra, e lui insiste, come vi ho detto sempre, il centrocampo, signori, perché nel centrocampo che Spalletti chiede delle cose specifiche di coraggio, di aiuto al primo pressing, di recupero immediato, e lì lui ci sottolinea la realtà dei fatti, dice finora io non ho potuto probabilmente dare tutto quello che ho in mente al nuovo centrocampo, anche perché siamo stati obbligati a schierare certi giocatori e la prima sostituzione è stata Gaetano, che non è più nemmeno in rosa, di conseguenza quest'obbligo di formazione non permette a Spalletti di dare quel di più che sarà tutta farina del suo sacco e che vedremo durante la stagione. Dopodiché gli fanno la domanda da Napoli da scudetto, ti affacci, vedi il golfo, pensi il Napoli da scudetto, e Spalletti con grande maestria risponde io quando mi affaccio non vedo il golfo, sono nel lato Monti e quindi non vedo questa cosa qua, ma magari insomma cambio stanza d'albergo, c'ho un'altra cosa, è molto ironico.
malinconico, e poi fa un passaggio bello, bellissimo, ancora si rivolge ai tifosi parlando di un Sud che per numeri straordinari, un Sud che tifa Juventus, ma c'è un altro Sud che tifa Napoli, un altro Sud che deve essere orgoglioso di tifare per il Napoli e che non potrà mai tifare per la Juventus. Passaggio bellissimo. Signori, Spalletti è interessante, non tappategli mai la bocca, perché comunque anche il passaggio che lui fa in TV quando si parlava del fallo su Meret, il gol annullato poi a Pandev, è fallo, punto, e voglio partecipare anche io a questa cosa e vi devo dire le cose come stanno, è fallo. Non tappategli mai la bocca, fatelo parlare sempre, che possiamo solo imparare e trarne giovamento dalle parole di Spalletti, che è un allenatore che sa il fatto suo, conosce l'ambiente, conosce il calcese, sa quando deve lanciare dei messaggi ai giocatori, quando deve lanciare dei messaggi ai giornalisti. Mi piace, speriamo di sfruttare questa sua caratteristica al meglio. Per quanto riguarda la Juventus, non ho potuto ancora ascoltare la conferenza di Allegri, ma si parla un po' di pretattica, qualcuno dice che alla fine sta bluffando, che utilizzerà comunque Dybala, che utilizzerà comunque altri giocatori che vengono dal Sud America. Qualcuno invece ha detto che Quadrato non sarà della partita e che quindi De Sciglio potrebbe spostarsi a destra e avere Luca Pellegrini a sinistra. Tra l'altro Luca Pellegrini, che a me come terzino sinistro mi è sempre piaciuto e ci avrei puntato a prescindere, però questo poi si vedrà. Dobbiamo capire anche le condizioni di Ramsey, che probabilmente può essere recuperato. Insomma, è un'incognita la formazione della Juve, ma io mi sbilancio, non lo faccio quasi mai. Il Napoli deve attaccare questa Juventus, è un'occasione unica, perché bisogna essere onesti e sono in grande difficoltà, poi recupereranno dei giocatori, siamo sicuri che ognuno dei giocatori anche della panchina della Juve ha esperienza da vendere e possono metterti in difficoltà, non c'è dubbio. Il pallone è sempre rotondo, al netto di difficoltà di magari arbitraggi sfortunati, oppure della giocata che Bernardeschi prova la giocata e gli riesce, per dire così. Il Napoli ha un'occasione unica, se non dobbiamo essere polli, non dobbiamo avere paura, avevate paura, e dobbiamo attaccare questa squadra perché è un'occasione unica. Al ritorno probabilmente tu sarai più in difficoltà di loro, perché sarà nel periodo della Coppa d'Africa e quindi ti mancheranno delle pedine fondamentali. Il Napoli adesso deve secondo me rischiare, a rischio di magari perderla, ma devi giocare per vincere, senza paura, senza timore, reverenziale, si dice così, reverenziale, lo fate sapere voi nei commenti, e dobbiamo andare a vincere. Se non ci riusciamo, amen, non fa niente, però voglio vedere una squadra coraggiosa, una squadra che azzanna e che è convinta di essere in questo caso anche più forte. L'ho detta proprio tutta così come me la sento, poi dopo domani vedremo che cosa succederà, ma non cambia molto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere se mi sono dimenticato qualcosa, vi voglio bene, ci vediamo prestissimo, seguitemi su Instagram perché non si sa mai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei arrivato cliccate sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente basta, fare basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.